Visita lampo ieri del leader dei Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ad Agrigento, accompagnato dai dirigenti agrigentini del partito, tra cui il responsabile Giuseppe Ciulla. Diversi i temi toccati nel breve incontro con la stampa tenuto al Tempio di Giunone. Primo tra tutti il pieno appoggio alla candidatura di Musumeci al prossimo presidente della regione. Dice la Meloni è il miglior candidato possibile dopo il disastro della presidenza Crocetta, auspicando che Nello Musumeci sia la scelta anche dei nostri alleati. Fratelli d'Italia sostiene Nello Musumeci perché banalmente è il candidato migliore che il centrodestra possa mettere in campo qui in Sicilia, perché è una persona che ha l'esperienza che serve in una terra come questa per ricostruire dopo il disastro di Crocetta, forse il peggiore presidente della storia della Sicilia, e perché è una persona onesta, specchiata, rispettata in una terra che ha bisogno di esempi. Non potevamo fare scelta diversa, speriamo che la nostra scelta possa essere anche l'inizio di tante scelte analoghe da parte dei nostri possibili alleati. La Meloni ha poi risposto sulle nuove disposizioni in merito alle ONG. Che sono insufficienti, penso che le direttive del governo sulle organizzazioni non governative siano insufficienti, penso che dimostrino però che avevamo ragione quando abbiamo denunciato che qualcosa non funzionava per primi come Fratelli d'Italia nel comportamento delle organizzazioni non governative, come aveva ragione il procuratore di Catania che è stato insultato dal governo, convocato dal CSM, e poi siamo arrivati invece non solo a dover stilare un codice di comportamento delle organizzazioni non governative che la gran parte delle organizzazioni non governative coinvolte si è rifiutato di fermare, il che è vergognoso, ma al primo sequestro di una nave delle organizzazioni non governative, così come noi denunciamo e chiediamo da tempo, per fiancheggiamento dell'immigrazione clandestina, e io credo che bisogna andare avanti da questo punto di vista. Penso che le navi delle organizzazioni non governative che si rifiutano di rispettare le regole chieste dal governo italiano debbano essere sequestrate e che i loro equipaggi debbano essere denunciati per fiancheggiamento dell'immigrazione irregolare, perché di questo stiamo parlando. Uno Stato serio si comporta così. Dopodiché siamo contenti che il PD sia venuto ieri in aula dopo 4 anni di disastri a 360 gradi che noi abbiamo puntualmente denunciato, puntualmente argomentato, mentre loro ci guardavano dall'alto in basso, ad ammettere che hanno sbagliato tutto. Il voto d'astensione ieri di Fratelli d'Italia sull'intervento in Libia è un voto che dice questo: da una parte i contorni della missione non erano abbastanza chiari per consentirci un voto favorevole, dall'altra volevamo dare un incoraggiamento al governo perché è venuto ieri in aula e ha candidamente ammesso che avevamo ragione noi e che loro avevano torto, e speriamo che vadano avanti su questa strada. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul turismo, che può rappresentare la nostra ricchezza, come il petrolio per gli arabi, la carenza delle infrastrutture e la mancanza di servizi. Ma guardi, ovviamente il tema del turismo si affronta a 360 gradi, ci vuole una sinergia importante tra l'amministrazione soprattutto regionale, l'amministrazione anche comunale e lo Stato centrale. Qui siamo noi di fronte a un sito archeologico più grande del mondo, questo è petrolio. Noi il petrolio ce l'abbiamo, solo che non riusciamo ad estrarlo. Chiaramente le cose da fare sono molte, c'è un tema legato alle infrastrutture, qui pesa tantissimo la distanza e la difficoltà a raggiungere il sito della Valle dei Templi per i turisti che arrivano sull'isola. Pesa il tema dei servizi, noi non abbiamo aiutato e non facciamo nulla per aiutare gli operatori del turismo che vogliono fare turismo di qualità. Non più tardi di, penso un anno fa, sono stata qui vicino in un centro per l'accoglienza degli immigrati che era un albergo a 4 stelle, il gestore del centro mi disse: guardi, io non sono un volontario, io sono un imprenditore, ho tentato di fare turismo di qualità e nessuno mi ha dato una mano, ho tentato di riconvertire questo albergo in un centro sanitario, nessuno mi ha dato una mano, poi ho detto vabbè, se faccio un centro per l'accoglienza agli immigrati mi hanno dato l'autorizzazione il giorno prima che facessi la domanda. Io non penso che uno Stato serio o una regione seria possa dare questa come unica opportunità a chi vuole fare turismo, e penso che ci sia il tema della promozione del nostro petrolio che non riusciamo a fare, che è troppo spezzettato, sul quale non ci sono competenze chiare. Se riuscissimo invece a capire che questo è davvero lo strumento, l'elemento più importante che abbiamo sul piano economico, non è un tema solo culturale di identità, noi siamo molto legati a questo, ma è un tema economico di lavoro, noi possiamo davvero fare una piccola grande rivoluzione. Pensiamo che si possa fare in Sicilia con Nello Musumeci, pensiamo che si possa fare al governo nazionale con qualcuno che faccia finalmente gli interessi dell'Italia. La Meloni ha poi commentato il ritorno di fiamma tra Berlusconi e Angelino Alfano. Noi non siamo alleati con il partito di Alfano, tranne che per quelle locali, lì sceglierà Nello Musumeci.
Beh, non commento i ritorni di fiamma altrui, ma non so, io solitamente non commento le indiscrezioni giornalistiche e lascio questo tema alle indiscrezioni giornalistiche. Io ho ribadito la posizione di Fratelli d'Italia, la posizione di Fratelli d'Italia è che noi non siamo alleabili con il partito d'Alfano, non lo siamo a livello nazionale, non lo siamo a livello regionale. Per quello che riguarda invece esperienze di carattere civico e regionale o amministrativo locale, su questo insomma rimandiamo al territorio, e quindi per quello che riguarda eventuali proposte di liste civiche sceglierà Nello Musumeci.